Buonasera, l'approfondimento di oggi sarà dedicato all'arte. Ci spostiamo nel centro storico di Capodistria, di questa storica città in Istria, e andremo a conoscere l'arte di Pino Trani. Lui, oltre ad essere giornalista, è anche un artista. Andremo a vedere la sua mostra e a seguire l'intervista in Piazza Tito. I nostri servizi. Cosa vuole rappresentare questa tua mostra? Voglio rappresentare i miei quadri, quello che sto facendo, insomma. Poi ogni quadro ha la sua storia. Ecco, ci puoi parlare un attimo? Di quale? Di tutti insieme non si può. Per esempio nel Ratto d'Europa sono due significati, quello del Ratto d'Europa visto in una certa maniera, ma il pensiero centrale che volevo esprimere è quello che l'idea del Dio, l'idea di Dio legata al concepimento della vita, alla vita stessa, no? Sta sempre tra l'uomo e la natura, cioè l'uomo non può evitare il pensiero di Dio nemmeno quando affronta scientificamente la natura, è inutile parlare. Poi gli altri hanno il loro significato che emerge, è intuibile dal titolo che si portano sotto. Presagio, ad esempio. Ma presagio è l'ansia di uno che presagisce qualche cosa. La figura è anche fatta in maniera tale che si quasi dissolve, diventa nel presagio, in questa situazione strana, particolare, in cui si presagisce uno stato mentale e spirituale, la figura viene assorbita, quasi deformata nella dimensione non usuale che sta percependo. La meraviglia, la tensione, lo stupore, il contatto della razionalità con qualche cosa che sembra irrazionale è molto più forte della logica, molto più potente, misterioso, arcano. La figura è anche una combinazione di tri e bidimensionalità, un insieme di segni diventa lo stesso corpo umano, la faccia, poi è quella che esprime più compiutamente la persona, cioè la persona è una faccia, la faccia è una persona. In questi quadri non c'è per caso una tua descrizione? Ma sicuramente, tutti coloro che creano qualche cosa in effetti riflettono il proprio io, quello che hanno dentro, insomma, no? Fa sempre parte della persona che crea, è una specie di proiezione della propria personalità, indubbiamente. Che prospettive hai nell'arte, nella tua arte? Che ne so, io mi diverto, la faccio perché mi diverto, altrimenti non la farei. Se poi piace, piace, se non piace
uguale, non piace e basta. Dunque, perché secondo te questa società, soprattutto i giovani, sono un po' meno riflessivi? Sembra che prevalga una superficialità. La causa di chi è? Le televisioni, i network che sono nati in questi ultimi anni, che quindi portano l'individuo a pensare solo in un certo modo. Puntini, No, puntini. no, Lo segui? no, secondo me è il genoma della storia che è fatto così. Siamo su una strada, il nostro cammino è fatto attualmente di questa stazione qua, siamo arrivati a questa stazione. Non posso dare la colpa a fattori esterni perché sono prodotti nostri, dell'uomo, quindi la televisione, sia quel che sia, è prodotta da individui e quindi non può esserci l'intenzionalità di manipolare tutti e tutto. Vabbè, fa parte del gioco della vita, insomma. Secondo me è il genoma della storia è così, inutile parlare. Delle forze esterne che vanno a influenzare certi poteri, Ma sì, va bene, vanno a influenzare tutto il gioco delle parti, insomma. L'individuo ha la sua razionalità. La P2? Ma P2, P3, vabbè, ma figurati se la sono P2... Sono dati di fatto, Ma sì, va bene, ma il male è sempre stato, c'è sempre stato. Secondo te, perché non si riesce a debellarlo questo male? Torno a ripetere, è nel genoma della storia, Solo è volontà di Dio, come il bene. E Venere e Marte, come il mio quadro lì, una combinazione di queste due pulsioni, Eros e Thanatos, pulsioni della vita, pulsioni della morte. A un certo momento del decorso storico la storia si mostra in una certa maniera. Perché 50 anni fa era la storia che c'era la storia che c'era, perché doveva essere così, 2000 anni fa idem con patate, tra 3000 anni sarà quello che sarà, non lo sappiamo, forse è anche meglio non saperlo. Perché non prevale il bene, visto che l'uomo ha un cervello? È un mistero, così come è un mistero perché esiste il male, se esiste Dio che è amore infinito, amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. Perché esiste il male? Si vede che c'è una ragione superiore, non è a nostra portata sostanzialmente, ma probabilmente perché, questa è una nostra così, deduzione, perché la faccia è la stessa, della stessa medaglia, l'altra faccia della stessa medaglia, vallo a sapere. Quindi Pino Trani, per concludere, potrebbe essere una prova questa, vediamo se riusciamo a risolvere, a debellare certe cose negative. Sta a noi quindi. Ma sta a noi tutto, farle come debellarle. E sta al fiume della vita nel quale ci troviamo. Noi siamo delle goccioline, fuori da quel fiume non è impossibile uscire. Adesso io ti faccio un discorso superficiale, tu mi stuzzichi filosoficamente, ma non finiremo più se ci mettiamo a discutere dal punto prettamente filosofico su questi argomenti. Allora arriviamo a questa conclusione, a questo, come dire, denominatore comune per entrambi, no? Quello di dire cerchiamo il male di debellarlo, punto. Sì, e la lotta tra bene e male consiste anche nella lotta delle istituzioni contro quei fenomeni considerati negativi sia per l'etica in se stessa come pensiero, sia per i rapporti nella società, all'interno della società. È giusto combattere la mafia, certo che è giusto, perché la mafia sta facendo cose che non vanno bene e quindi le istituzioni hanno l'obbligo, il dovere di combatterla, però sotto sotto sanno anche fare affari con la mafia, quindi vedi che bene e male si trovano dappertutto, una mescolanza un po' strana, perché è così, vallo a chiedere al Padre Eterno. Grazie Pino Trani, buon lavoro. C'è di che, figurati. Guarda qua, guarda qua. Ritorniamo da studio, termina qui il nostro approfondimento di oggi, non mi resta che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione, dandovi appuntamento come sempre alla prossima settimana. A voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi.